spostiamoci a parlare delle nuove istituzioni, insomma, città metropolitana o che cos'altro. Ne parliamo con la presidente della provincia, Francesca Zaccariotto, che l'abbiamo intervistata e avvicinata proprio oggi. Presidente, sulla città metropolitana inizialmente c'era una grossa diffidenza da parte sua, oggi sembra invece più convinta. No, la diffidenza rimane, nel senso che non è cambiato niente da un punto di vista legislativo, quindi le perplessità che sono determinate da come è stata fatta la legge permangono, e quindi io credo che non si siano fatti passi in avanti dal 1990, quando si discuteva di città metropolitana, e che rimanga ancora un contenitore vuoto. Pertanto ritengo che anche i comuni, nel fare una scelta come questa, avrebbero dovuto essere sostenuti primo da una posizione della Regione chiara rispetto al fatto se crede o non crede nella città metropolitana come nuovo soggetto istituzionale, e poi anche capire, quando il legislatore dice che determinate deleghe o competenze potrebbero essere attribuite alla città metropolitana per distinguerla da quelle che saranno le nuove province, venissero quantomeno enunciate da parte di questi soggetti istituzionali. E quindi allo stato attuale noi rischiamo di avere una città metropolitana che ha solo il nome appeso sopra la porta della provincia di Venezia. Il centro-sinistra dice ma ci sarà anche dell'autonomia fiscale, ci saranno dei benefici, diciamo quasi da provincia autonoma. Lei ci crede? Assolutamente no, nel senso che se questa era la volontà poteva essere definita già dal legislatore sulla spending review, come ha fatto per altre funzioni che ha attribuito alla provincia. Purtroppo credo che se si è arrivati a questo rispetto alle province sia proprio perché ci si è rifiutati di dare completezza di deleghe di competenze alle province, per paura che diventassero un ente che gestiva determinati poteri, che ha voluto la Regione in un certo modo continuare a tenersi. Sulle città metropolitane secondo me non molleranno assolutamente nulla. E quindi l'ipotesi che San Donà vada con Treviso è del tutto scartata ormai? Ma secondo me è sbagliato pensare a questo, nel senso che io credo che i cittadini comunque si sono sempre per storia identificati con un territorio appartenente alla provincia di Venezia, e quindi è ingannevole dover far fare questo tipo di scelta a Venezia o Treviso. Secondo me per fare una scelta bisognerebbe dire quali opportunità dà la città metropolitana rispetto alla provincia, al nostro territorio, da un punto di vista di categorie economiche, sociali, di servizi. Che cosa avremo di diverso da oggi o di diverso da quella che la provincia e altre province daranno al loro territorio? Quindi è una scelta che non è assolutamente sostenuta da argomentazioni valide che permettono di poter decidere con serenità, e quindi purtroppo oggi sono i partiti che, per giustificare il non coraggio di votare no ad una legge che è stata fatta malissimo in governo, dicono a livello territoriale, quasi impongono: no, voi dovete sostenere la nostra posizione, tant'è che gli unici partiti che si distinguono da questa situazione continua ad essere quello della Lega.